Buonasera a tutti quanti, buonasera ai signori, buonasera alle signore, buonasera a Ploaghe e ben trovati, benvenuti a questo 28° per noi Festival Internazionale del Folklore a Maludenta, magari qualche numero di meno per Ploaghe, però è sempre bello ritrovarci. Penso che eravamo 4 anni senza avere questa scadenza qua in questa bellissima giornata. Ed allora oggi assisterete a qualcosa di unico, qualcosa di meraviglioso, con 4 straordinari gruppi che provengono da tutte le parti del mondo e assisterete a spettacoli meravigliosi. Quindi intanto grazie all'amministrazione comunale e alla Prolocco di Ploaghe che hanno organizzato questo evento, questo bellissimo, importante evento. E intanto alle mie spalle vedete già i gruppi che stasera faranno da corollario a questo importante appuntamento. Anzitutto gli amici del gruppo Folk San Giorgio di Usini, che sono coloro che organizzano e presentano. Li sento molto freddi, anche se c'è molto caldo, così è già meglio. Poi abbiamo gli amici che vengono dal Perù, gli amici che vengono dal Messico, gli amici che vengono dalla Macedonia e gli amici che vengono dalla Serbia. Questi sono i gruppi che stasera andremo ad ammirare nelle loro esibizioni culturali, delle loro tradizioni, ma intanto io voglio con loro qua dietro ancora sul palco chiamare il sindaco di Ploaghe Gianmario Busellu e la vice sindaca Maria Grazia Medde. Ecco qua il sindaco di Ploaghe. Buonasera sindaco. Buonasera Maria Grazia, ben ritrovata, come andiamo? Allora, caro sindaco, ci diamo del lei perché istituzionalmente su questo palco davanti a questa bisogna darsi del lei, però noi andiamo oltre e ci diamo del tu come sempre. Caro Gianmario, eccoci qua per questo Festival Internazionale. Mancavamo da 4 anni ed è sempre bello rientrare in questa piazza meravigliosa, poi in giornate come quella di oggi con i candelieri che sono stati l'evento clou di questo Ferragosto ploaghese. Prego Gianmario, il tuo saluto istituzionale. Grazie. Qua davanti. Sì. Grazie Tonino. Niente, io volevo ringraziare insomma tutti i gruppi che oggi partecipano a questa manifestazione. Insomma, per noi il 15 agosto è una giornata importante all'interno del calendario del Ferragosto ploaghese e abbiamo voluto riportare all'interno di questa giornata il folklore, l'identità insomma rappresentata da gruppi internazionali che mancava da diversi anni, diciamo dal Covid. Quindi siamo contenti di essere riusciti a riportare il giorno di Ferragosto questa manifestazione, quindi ringrazio il gruppo San Giorgio di Usini. 15 agosto perché si sposa ovviamente con l'uscita dei candelieri, che per noi appunto rappresenta l'identità ploaghese, un voto che si scioglie da ormai centinaia d'anni, a cui noi siamo molto legati. Quindi volevo anche approfittare dell'occasione perché oggi è una giornata particolare anche rispetto al tema dei candelieri, in quanto 2 dei nostri portatori storici oggi hanno fatto la loro 40ª uscita dei candelieri e quindi io vorrei chiamarli sul palco perché per noi è molto importante insomma lo scioglimento del voto e i portatori sono ovviamente una componente fondamentale di questo per l'impegno che ci mettono. Lino Zanza e Tore Niedu, che chiamerei a sedere sul palco, oggi ci fanno vedere come la costanza e la dedizione negli anni, eccoli qua, porta dei grandi risultati. Noi siamo fieri insomma di avere nel nostro paese delle persone che credono in quello che fanno e loro ne sono un esempio, quindi abbiamo pensato un passo avanti di fare un piccolo pensiero da parte dell'amministrazione che in questo momento vi voglio consegnare. Allora, il pensiero viene ovviamente consegnato dal vice sindaco Maria Grazia Medda.
facciamolo vedere, perché poi magari scopriamo che è uno... facciamolo... oh là, che bello! Ma non se ne può avere uno. Ciao Antonio. Allora, il pensiero è un dipinto fatto da un artista ploaghese, Davide Nieddu, che rappresenta ovviamente i candelieri che arrivano davanti alla chiesa di San Pietro. Beh, conviene aspettare 40 anni e fare il portatore per 40 anni per avere un pensiero del genere, che è molto molto bello. Quindi intanto complimenti a voi per questi 40 anni e che siano altri 40 naturalmente. Maria Grazia, 2 parole. Allora, io prima di tutto volevo dire grazie a Lino e a Tore, ma soprattutto 40 anni sono un bel traguardo. È un traguardo fatto soprattutto di fede e di dedizione. Dedizione a quello che sono proprio i candelieri, perché loro i candelieri non li portano soltanto in spalla, che sono, vi assicuro, veramente pesanti, però in tutti questi anni loro li hanno portati nel cuore. E i 40 anni lo dimostrano, quindi è una cosa importantissima. Grazie di nuovo e grazie anche agli altri. Tanti auguri a tutti, buon Ferragosto. Grazie Maria Grazia, grazie Gianmario, grazie a te Cantannos, a tutto, cominciando da io, se non ho baguscio. Ciao Gianmario, buon Divertimento a tutti e buona visione. Buon tutto per il microfono. Allora, grazie per questo inizio dei candelieri, perché era quasi essenziale e doveroso farlo, quindi ancora tanti auguri. Ed allora io prego gli amici della Serbia, partiamo con un po' di musica, facciamo un altro giro di palco, li facciamo uscire, perché poi ufficialmente iniziamo la serata di questo festival internazionale a Manu Tenta. Bliss. La Macedonia, il Messico, il Perù, il gruppo Folk San Giorgio di Udine, grazie. Ed allora, posizionati sul palco i 3 musicisti che vedete qua al mio fianco sono, come li posso definire? Vabbè, Manuel l'ha indovinata stasera. Sono i 3 re magi che portano e inseguono questa stella cometa. La cui stella cometa è il gruppo Folk San Giorgio, che loro accompagnano in una maniera straordinaria. E intanto prego il gruppo Folk San Giorgio di presentarsi e di salire sul palco. Gli organizzatori che da 28 anni portano in giro questo meraviglioso festival. Ed allora Antonio Cuveddu all'organetto diatonico, Leonardo Spina alla voce, Manuel Mercurio alla chitarra. Loro sono i 3 re magi e questi sono la stella cometa che indica la via del folklore in Sardegna, il gruppo Folk San Giorgio di Usini, stanchi morti perché ormai no, manco ne parliamo. Poi approfondiremo il discorso su cosa significa il backstage, stare dietro il palco, stare da quest'altra parte dell'organizzazione, perché non è soltanto presentarsi in costume, presentarsi belle, presentarsi tutti col sorriso, bisogna vedere cosa c'è dietro. Però a noi importa che stasera loro ballino e inizino questa serata accompagnati naturalmente dai 3 re magi che vi ho già presentati, Manuel, Leonardo e Antonio, su Ballo Cantato a Susinesa, che è un ottimo inizio per questo 15 agosto del 2026 a Ploaghe. Benvenuti a tutti!
Bravi sul ballo cantata susinesa, accompagnati dai 3 re magi che per l'occasione portano oro, incenso e mirto, perché la mirra non sapevano cos'era e allora si accompagnano con l'oro, incenso e il mirto. Pausa perché dovete prendere un po' di fiato. Dicevo, organizzare un festival del genere significa anzitutto programmare l'evento, programmare la scelta dei gruppi che a mano utenta si vanno a prendere in giro per il mondo, portarli qua da noi. Da quasi una quindicina di giorni questi gruppi stranieri sono ospiti a Ossi e Usini, a metà strada insomma, e questi ragazzi hanno una media di 3-4 ore di sonno nell'arco delle 24 ore, i più fortunati, perché devono preparare le colazioni, devono preparare il pranzo, devono fare le pulizie dei locali dove i gruppi sono alloggiati, devono pensare veramente a tutto, ed è uno sforzo immane, uno sforzo che non ha nessuna paga per essere appunto premiato, se non con la voglia di portare avanti le tradizioni, se non la voglia di portare avanti il bellissimo nome che è quello del gruppo Folk San Giorgio di Usini. Fabio, hai preso il respiro, vieni a dire 2 paroline di saluto intanto ringrazio Gavino Piras, naturalmente Gavino, il presidente del gruppo Folk San Giorgio, la mente, l'anima, un po' tutto, che non sta ballando perché l'età si fa sentire, mettiamola sull'età, va, per non dire. Allora Fabio, come va? Domani abbiamo l'evento clou a Ossi, poi andremo a chiudere Santa Teresa di Gallura, per oggi siamo a Polaghe, una piazza bellissima. Buonasera a tutti, a nome del gruppo Folk San Giorgio di Usini volevamo ringraziare appunto il comune di Polaghe per questa bellissima festa, per il connubio appunto che si è svolto questa sera e si sta svolgendo con il Festival Internazionale Manudenta nella sua 28esima edizione e con l'uscita dei candelieri, ecco. Ancora buon Ferragosto a tutti e speriamo che lo spettacolo vi piace. Grazie. Grazie Fabio. La seconda danza, adesso avete preso un pochettino fiato, quindi siete pronti sul ballo a passo, che è il ballo con il quale il gruppo Folk San Giorgio ci e vi saluta. Non saranno della partita i 2 maggi Manuel e Leonardo, ma il maggio maggiore sarà Antonio Covetto, che all'organetto diatonico farà ballare il gruppo Folk San Giorgio di Usini con Su ballo a passo.
Bravi, eleganti, stupendi, magnifici, il gruppo folk San Giorgio di Usini. Ma che bravi! Quel finale è sempre... mi sembrate sudati. Poco poco. Fa caldo ragazzi, però... oh, a Ploaghe stasera nel pomeriggio è piovuto. E beh, giocano il Pisiziandalo, se gioca con voi. No, male. Se hai a più pilinossi, tutti in cotoi. Va bene, che dire, adesso andate a cambiarvi che ve lo meritate. Il saluto finale, naturalmente accompagnati dal Maggio Maggiore Antonio Coveddo, dal Maggio Grassotello Leonardo Spina e dal Maggio Minore Manuel Mercurio. Questi sono i 3 re maggi che accompagnano la stella cometa del gruppo folk San Giorgio di Usini.